Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, ritorniamo a seguire eventi e notizie dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo dal Friuli perché sono stati svelati, sorseggiando la storia, gli 8 vincitori della 61esima edizione della selezione dei vini DOC Friuli Aquileia. Sono state 14 le aziende vinicole della DOC Aquileia che hanno presentato alla selezione 55 vini in totale. Andiamo a scoprire di più con i protagonisti. Mi chiamo Roberto Marcolini e sono il presidente del consorzio di tutela dei vini DOC Friuli Aquileia. Oggi siamo qui perché abbiamo presentato quell'evento nostro tradizionale che è la selezione dei vini della DOC Aquileia. Quest'anno siamo alla 61esima edizione, quindi una selezione che è nata nel 1960. Noi abbiniamo e dobbiamo continuare a crescere abbinando cultura, storia, tradizione. E facciamo queste degustazioni ufficiali per individuare le migliori varietà e categorie bottiglie e aziende di conseguenza da 3 anni, quindi questa era la terza. Ci sono state delle conferme nei confronti degli anni precedenti, anzi chi è arrivato prima adesso, quest'anno è arrivato prima anche nelle precedenti. Io sono Antonio Clementin, titolare dell'azienda Vini Brolli di Aquileia. Sono molto soddisfatto di questi riconoscimenti. Abbiamo ottenuto 2 vini. Sono stati selezionati 2 nostri vini nella selezione dei vini DOC Aquileia di quest'anno, un Traminer Campo di Viola DOC Friuli Aquileia 2022 e un Refosco Campo della Stafula Riserva 2020. Faccio parte della famiglia Bertossi che porta avanti da 150 anni l'azienda agricola, produciamo il vino principalmente DOC Aquileia. I vini principalmente più conosciuti e che ci piace produrre sono soprattutto la Malvasia tra i bianchi e il Refosco che è il vino re del nostro territorio. Buongiorno, azienda Tarlao. Siamo stati premiati quest'anno con 2 vini, il Pinot Bianco Pocma Bon, che è un vino dedicato a mio nonno, un Pinot Bianco in purezza, un po' di acciaio e circa un 10% di legno ottenuto dai vigneti storici. Il secondo vino invece è un Refosco selezione Mosaic Cross, i nostri migliori uve di Refosco, anche in questo caso ottenuti da vigneti storici, vinificati in legno e all'uscita dopo 4 anni dalla vendemmia. Salve, sono Valentina Casula, mi occupo dell'ospitalità presso la tenuta Cabolani e sono molto felice di rappresentare l'azienda qui oggi in occasione di questa premiazione e soprattutto sono molto felice di presentare il vino con il quale abbiamo ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che è il Friulano, un vino iconico per noi e molto, molto caratterizzante del nostro territorio perché è un autoctono importante che rappresenta un po' quella che è la tipicità del nostro territorio. Un vino sul quale abbiamo puntato molto, anche se ha una circolazione diciamo più locale che internazionale. E dopo aver sorseggiato la storia in Friuli Venezia Giulia passiamo alla Tisana, dove continuano per tutti i giovedì di luglio le sere d'estate alla Tisana, tra musica dal vivo, shopping, enogastronomia, animazione per bambini e negozi aperti fino alle 23. Ci racconta di più il consigliere del comune di La Tisana dedicato agli eventi, Claudio Serafini. Proponiamo le sere d'estate ovviamente per tutto il mese di luglio con le varie manifestazioni dei giovedì. Dei giovedì abbiamo iniziato la scorsa settimana praticamente il primo evento con il 4 e andiamo avanti per quei 4 giovedì del mese di luglio. Cosa facciamo? Presentiamo diversi stand enogastronomici per quanto riguarda il discorso del cibo, la musica, l'intrattenimento musicale con vari gruppi che si susseguono poi nelle varie piazze, Piazza Indipendenza e Piazza Garibaldi, e praticamente poi anche animazione per i bambini e una serata ma anche i turisti delle varie spiagge delle vicinanze, quindi possiamo parlare di Lignano, di Bibbione, che li accogliamo a braccia aperte, che vengono a vedere questo comune di La Tisana. Quindi giovedì 11 l'associazione musicale Coro Santa Cecilia con l'animazione sempre dei bambini, poi il giovedì 18 sempre in Piazza Indipendenza con il JJ Swing Band e il giovedì 25 con Mad Day 28. Quindi sono alcune praticamente manifestazioni, alcuni gruppi che si esibiranno in questo mese di luglio, ma vi invito ad andare sulla nostra pagina Facebook anche della Pro La Tisana, dove comunque avete tutto il programma dettagliato con tutti i vari eventi.
E potete scoprire di più. Noi infine ci spostiamo anche a Gradisca di Sonzo, dove torna il Festival Onde Mediterranee, 28ª edizione, con un ricco programma di musica, di incontri e letteratura, società, cultura nel segno della condivisione. Andiamo a scoprire di più insieme al direttore artistico Giancarlo Veliscig, insieme al sindaco Alessandro Pagotto e all'assessore alla cultura del comune di Gradisca Marco Zannolla. Beh, insomma, 28ª edizione di Onde Mediterranee che comincerà a breve, insomma dal 18 al 28, quest'anno sono 10 giorni molto intensi a Gradisca di Sonzo, con le due sezioni che caratterizzano il festival, Lettere Mediterranee, che è la sezione di approfondimento, di incontri con scrittori, pensatori, filosofi, scienziati. E in questi incontri appunto avremo modo di approfondire i temi che da sempre caratterizzano un po' il nostro festival e sono legati alla società, all'ambiente, alla vita. Quest'anno per esempio c'è anche il centenario di Basaglia che vogliamo ricordare, e poi devo dire, come sempre, il festival dedicato a Giulio Regeni si chiude il 28 luglio con la giornata proprio dedicata a Giulio e con una serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la città. Un festival che è alla 28ª edizione, ma che da 3 anni ha trovato casa qui nel nostro territorio di Gradisca di Sonzo, e siamo veramente molto contenti. Quindi ancora una volta con questi appuntamenti svolgiamo un importante ruolo attrattivo sul nostro territorio, con importanti ricadute su tutti quelli che sono i vari aspetti cittadini. Per la prima volta in questa nuova amministrazione si porta avanti un tema importante, che è quello di collegare cultura a eventi e portare quello che è il cibo per le menti in maniera diversa al turista, portarlo anche su temi che normalmente non passano in quello che è la visione culturale del turismo normale che troviamo sul territorio. Trovate tutte le informazioni sul sito e pagine social di Onde Mediterranee. Per il nostro appuntamento con Info FVG è tutto, continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social che vi portiamo a scoprire di più su tutto quello che succede in Friuli Venezia Giulia.